Salgono a 11 cadaveri, tra cui 8 donne recuperate in mare in seguito al naufragio avvenuto ieri a 35 miglia dalla Libia, a 140 da Lampedusa, di un gommone carico di migranti. 2 motovedette della Guardia Costiera ed una nave della Marina Militare Italiana intervenute in soccorso hanno salvato 70 persone. L'operazione di soccorso era cominciata ieri mattina dopo una segnalazione giunta attraverso un telefono satellitare alla Capitaneria di Porto di Palermo, nella quale si riferiva di un gommone che stava per affondare. La Guardia Costiera italiana ha dato l'allarme alle autorità di Malta e della Libia e nel pomeriggio di ieri un aereo maltese ha localizzato il gommone, raggiunto poco dopo da 2 motovedette della Guardia Costiera italiana salpate da Lampedusa e da una nave della Marina Militare impegnata nei servizi sull'immigrazione. I soccorritori hanno avvistato persone in mare ed altre aggrappate al gommone che era sul punto di affondare. A causare il naufragio è stato un cedimento strutturale del natante lungo meno di 10 metri, le cui traverse laterali hanno progressivamente perduto aria fino a determinare l'affondamento. Sono subito stati salvati 70 superstiti e poco dopo sono stati avvistati e recuperati i cadaveri di 3 donne. I naufraghi sono stati trasferiti sulla nave della Marina Militare, dove sono state prestate loro le prime cure. Molti erano in condizioni di ipotermia. In mattinata sono stati trovati altri 7 corpi, nel pomeriggio l'8º, in serata sono state sospese le ricerche. Il ministro degli esteri Giulio Terzi si è detto profondamente addolorato per l'ennesima tragedia di immigrati naufragati mentre tentavano un viaggio della speranza verso le coste siciliane. Quello di sabato scorso è solo l'ultimo atto di una serie di viaggi della speranza finiti in tragedia. Negli anni l'esodo dei clandestini verso le coste italiane molto troppo spesso ha visto decine, centinaia di vite spezzate, uomini, donne e bambini che sognavano un futuro migliore e che invece hanno trovato la morte. Tante le sciagure, molte di più quelle cosiddette silenziose, di cui non si è mai saputo nulla, come quella della notte di Natale del 1996, teatro della sciagura il tratto di mare tra Malta e Sicilia, dove per lo scontro tra la motonave su cui viaggiavano i migranti e un battello sul quale dovevano essere trasbordati muoiono annegati almeno 200, forse 300 migranti. Una tragedia della quale solo qualche anno fa si è avuta notizia ufficiale. E pochi mesi prima, aprile 96, a Lampedusa, nei pressi della spiaggia dell'Isola dei Conigli, affonda una barca, 15 morti. Tragedie che si consumano anche sulla costa agrigentina. Come non ricordare la strage di migranti del 15 settembre 2002, quando un'imbarcazione con oltre un centinaio di clandestini affonda a circa mezzo miglio da Caporossello, nei pressi di Realmonte. Tragico il bilancio, 37 morti e 92 naufraghi. Altri morti, altre tragedie, 7 marzo 2002 nel canale di Sicilia, a circa 65 miglia a sud dall'isola di Lampione. Naufraga un barcone di 7 metri che trasportava decine di migranti clandestini. Il bilancio è di almeno 12 morti. 16 giugno 2003 un'imbarcazione di legno di 15 metri partita dalla Tunisia con circa 70 persone a bordo e diretta verso Lampedusa naufraga a poche miglia dall'isola. 7 vittime, 3 superstiti, gli altri dispersi. 19 ottobre 2003 un barcone viene individuato a 50 miglia da Lampedusa. A bordo ci sono 13 morti. 15 persone vengono salvate, tra cui una donna recuperata in un secondo momento tra i cadaveri. 3 superstiti c'è chi parla della presenza di 100 clandestini sulla barca che sarebbero morti lungo la traversata. E il 6 settembre scorso altro bancone affonda nei pressi dell'isolotto di Lampione. Al momento sono stati recuperati 6 cadaveri, ma alcuni superstiti parlano di almeno 70 dispersi.